È una giornata d'alta classifica questo ottavo turno in cui si sfidano le prime quattro del ranking, perché in contemporanea la sfida che andrà di scena fra qualche istante al Tempio c'è un interessantissimo Mogliano Calvisano che ovviamente vede di fronte la seconda e la prima in classifica. Vediamo chi avrà l'ossigeno necessario per restare ad alta quota. Adesso iniziano le sfide importanti, siamo al termine del girone d'andata e pian piano si vanno a delineare quelle che sono le squadre più in ottica, più in odore di playoff, ed ogni sfida ovviamente è importante, specialmente se è una sfida diretta. Ha raggiunto le Fiamme Oro, ma con una partita ovviamente in più. Qui vediamo Jeff Montariol che si impossessa dell'ovale con la pressione di Sutto. È un buon drive, Andrea, pare che sia un buon drive. Avanziamo molto bene, forza Rovigo. Sì, stiamo andando con calma, siamo freddi e l'avanzamento c'è. Non siamo riusciti a portare il pallone oltre, ma siamo lì, siamo a 1 metro. Riorganizziamoci adesso con calma. Vediamo se ripartiamo lì vicino al raggruppamento con i nostri avanti. Ci prova, sì, ci prova. Sembrava sì. Meta ed è meta. L'arbitro Bertelli era alla nostra destra e noi siamo ripartiti a sinistra. Aggiungere altri 2 punti a quello che è lo score rodigino. Parte Stefan, sembra buona. Si alzano le bandierine dei e tutto questo dà ragione a quello che fino adesso il Rovigo ha provato a fare, quindi giocare. Punteggio ancora bloccato sul 7-0. Ceccato, Jeff Montariol. Qui molto bene. È ottimo l'abbrivio della FMCZ Rugby Rovigo. Pallone saldo nelle mani dei giocatori rossoblu. Andiamo. Ci siamo. C'è la meta. Aveva ragione Rovigo. La propria trasformazione che potrebbe portare Rovigo a più 14. Parte Stefan al piede. Ci siamo, mi pare. La Quaglio dice sì, per cui 14-0. 2 mete Rovigo. Probabilmente visto che poi la precedente situazione con una mischia 5 non ha portato frutti. Porta frutti invece questo calcio di punizione. Opterei per cercare di ricominciare a fare quello che Rovigo aveva fatto all'inizio del primo tempo. Intanto è corto il calcio di Benetti, la direzione era ottimale, ma tu pensi che sia più... Andrea De Marchi ha una mano, siamo riusciti a tenerla. Ancora col movimento butteremo dentro sicuramente Joe, perché è arrivato il momento di usarlo. Muove la palla molto bene per Lucio Rodriguez al largo, l'inserimento di Stefan Basson. Stefan alimenta per Dado Farolini, fermato molto bene da Michele Sepe. Non aveva tenuto bene la linea di corsa forse Basson, nel senso non l'aveva fissato perfettamente. Molto bene, Edo Ruffolo, grande buco di Edo. Siamo a pochissimi metri dalla meta. Cremisi, giochiamo questo vale al largo per Andrea De Marchi che sfida Sutto, riesce a restare in campo e tagliare per vie interne. Altra fase con Edo Lubian di cui parlavamo nel primo tempo. Sì, danno sempre nel tempo di volo della palla, danno sempre tempo alla difesa di riuscire a metterci una pezza. Giochiamola. Stefan Basson ancora al largo, andiamo con Dado, l'alimenta per Luke Money. Eccola là, il nostro trenino della Nuova Zelanda. E direttamente dalle festività natalizie. La meta che sveglia Rovigo, insomma abbiamo 20 minuti e abbiamo la necessità a questo punto di correre. C'è un vantaggio a favore delle Fiamme, una superiorità numerica all'esterno che mi pare che sia stata ben sfruttata da Capitan Massaro. Sicuramente fischierà dopo la trasformazione del sudafricano che centri i pali. Per cui termina il match con il risultato di 19-10 per la FMCZ Rugby Rovigo Delta contro il gruppo sportivo Fiamme Oro Rugby.